Chiusura a sorpresa per la festa della Repubblica ad Agrigento. Il prefetto Nicola Diomede, dopo aver insignito tante personalità, ha voluto rivolgere un encomio al FAI e alla Strada degli Scrittori, chiamando a sé il presidente della delegazione del FAI di Agrigento, avvocato Giuseppe Taibi, e il fondatore e presidente della Strada degli Scrittori, il giornalista Felice Cavallaro. Il prefetto ha voluto citarli quale esempio e modello di sviluppo, il FAI per l'impegno nel recupero della bellezza e del paesaggio del giardino della Colimpetra e della Scala dei Turchi, la Strada degli Scrittori per la creazione degli itinerari turistico-culturali legati ai grandi autori della letteratura. Rompendo gli schemi del protocollo, ha voluto riconoscere a Cavallaro e a Taibi il contributo svolto per la valorizzazione del territorio. Si fa spesso riferimento, ha dichiarato il prefetto, alla necessità di collaborazione tra le varie parti di ciò che lo Stato è. Lo Stato non ha un territorio, ma è il territorio, ha affermato sottolineando il verbo essere. Come il FAI per il recupero della bellezza e del paesaggio e il ripristino della legalità, così la Strada degli Scrittori e della legalità per la cultura e per lo sviluppo. Sono cittadino di Racalmuto, ha detto Cavallaro, e sempre di più cerco di spendermi per un territorio in cui ci sia stata la possibilità di far leva su realtà straordinarie e che spesso e a torto vengono trascurate, per trasformare invece in una miscela di risorse capaci di creare occupazione e sviluppo. Sono grato al prefetto perché questa manifestazione è stata svuotata dalla retorica, a cominciare dalla partecipazione degli studenti del liceo Empedocle di Agrigento. Lo stesso liceo sarà protagonista per ben 2 volte al Festival della Strada degli Scrittori, attualmente in corso, e si concluderà a Racalmuto con il Master di Scrittura. Subito dopo il prefetto è chiamato a intervenire a nome di tutti i sindaci, il sindaco di Agrigento e il presidente del distretto turistico Valle dei Templi, Lillo Firetto, il quale ha espresso apprezzamento per come questa celebrazione della festa della Repubblica sia stata sviluppata non sul crinale retorico per far respirare a tutti il vero senso della ricorrenza. E ci siamo riusciti anche grazie a questi straordinari ragazzi del liceo Empedocle, che sono davvero il futuro di questa realtà. Io tra l'altro ho appena visto una video intervista che hanno realizzato ad Andrea Camilleri e che manderemo, sarà il cuore di una manifestazione che faremo forse davanti alla casa natale di Pirandello il 22 giugno, se non sbaglio, all'interno di questo festival della Strada degli Scrittori che sta andando avanti molto bene. Si concluderà a Racalmuto nella prima settimana di luglio con un master di scrittura al quale io dico sempre ai genitori e ai nonni: regalate un master di scrittura a vostro figlio o a vostro nipote.